Ok, ho ricevuto l'ok. Buongiorno carissimi fratelli, grazie e pace a tutti voi nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. È sempre un piacere poter essere qua nella presenza, nella comune adunanza di noi fratelli, nella famiglia di Cristo. Oggi vorrei iniziare il culto leggendo Salmi capitolo 16, la ricompensa e la fede del giusto. Salmi capitolo 16, in cui sta scritto: proteggimi, o Dio, perché io confido in te. Ho detto al Signore, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non offrirò le loro libazioni di sangue, né le mie labbra proferiranno i loro nomi. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha segnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Amen. Quello che mi piace particolarmente di questo Salmo, quel versetto numero 2, ho detto al Signore, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Il salmista si rivolge direttamente a Dio per poter dire a Dio, io ho fede in te, io credo. Il salmista fa quella che spesso noi la chiamiamo questa scelta personale di credere. La fede ogni tanto viene descritta come qualcosa di molto complicato, come qualcosa di molto difficile, e per certi versi anche lo è. Poi parleremo più a fondo di quello che è la fede utilizzando un episodio del Nuovo Testamento, però è importante in qualsiasi momento, qui il salmista ovviamente in un bellissimo momento di benedizione, riconoscere chi è Dio, arrivare davanti a Dio e dire con la propria bocca, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore. Perciò ad esempio oggi in mezzo alle nostre benedizioni riconosciamo chi è Dio. Arriviamo da Dio attraverso la nostra lode, la nostra adorazione e ripetiamoli, tu sei il Signore, tu sei grande, tu sei potente. Oggi è una giornata bellissima, un bel sole, molto caldo. Non so se qualcuno di voi è organizzato, magari qualcosa dopo il culto, andare in spiaggia, andare al parco. Oggi è davvero una splendida giornata, però anche se stesse piovendo possiamo riconoscere le benedizioni che Dio sta facendo nella nostra vita. Tutti i nostri fratelli che ci stanno guardando magari dal posto di lavoro, che non hanno potuto partecipare oggi, la benedizione che è avere un lavoro. I nostri fratelli che magari stanno soffrendo nella malattia, la benedizione di poter prendere il proprio telefono attraverso YouTube, poter vedere la live, poter comunque comunicare con i fratelli, mandarsi un messaggio. Le benedizioni del Signore non hanno mai fine. Signore, io non ho alcun bene al di fuori di te. Perciò alziamoci in piedi e preghiamo insieme come comunità, riconoscendo quello che Dio è, per poi lodarlo, per poi celebrarlo, sempre ricordando questo spirito del salmista. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo per questa domenica, ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo di riunirci insieme, di poter proclamare ad alta voce il tuo santo nome. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento. Ti chiediamo che tu possa stendere la tua mano misericordiosa su di noi, sui nostri fratelli che oggi non sono potuti venire, sui nostri fratelli in necessità. Ti chiediamo, Padre, che tu possa proteggere, tu possa curare, tu possa consolare, e ti chiediamo, Padre, che tu possa accettare le nostre dichiarazioni, che tu possa accettare la nostra fede, affinché possiamo sentire e conoscere quella che è la tua volontà, la tua buona, perfetta e accettevole volontà. Ti chiediamo tutto questo insieme al perdono dei nostri peccati, nel tuo santo nome, nel nome del tuo amato Figlio che hai dato a noi affinché potessimo essere salvati. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme.
Amen. Aia. Amen. E quindi oggi siamo riuniti qui per lodare il nome del Signore, per ringraziare. Lui ha detto quante benedizioni, no? Quante benedizioni noi abbiamo avuto durante la settimana. La lode, l'adorazione è questo. È il ricordo di quello che il Signore fa nelle nostre vite. E se noi abbiamo questo rapporto con il Signore durante la settimana, viviamo questo, la presenza di Dio durante la settimana, non abbiamo un altro che lodarlo e ringraziare insieme alla comunità, vero? Adesso guarda quello che è di fianco a te un attimino. E se lui è bello, stamattina tu dici Dio ti benedica. Se è brutto, tu dici misericordia. Vediamo. Guardalo bene. Ecco. Adesso che tutti hanno Dio ti benedica, ne dai un abbraccio, un buongiorno nella presenza del Signore. Noi possiamo anche muoverci, chi non ha visto, quelli che è di là, vieni di qua e noi ci salutiamo per bene, con abbraccio e con il bacio, perché il Signore è trasformato il nostro lamento, il nostro pianto in gioia. Amen? Amen? Chi è convinto di questo? Amen. Quindi noi celebriamo il nome del Signore, adoriamo il nome del Signore questa mattina e lo diamo e ricordando di ciò che il Signore fa e ciò che il Signore è nelle nostre vite. Amen? Con gioia. E Dio benedica tutti. Amen? Lodiamo il Signore. Rimani? Questo ti loderò.
Lodiamo il tuo nome, Signore. Lodiamo la tua presenza qui, oh Padre, perché la tua parola dice che dove c'è riuniti il tuo popolo, Signore, e tu sei in mezzo all'adorazione del tuo popolo, Padre, e noi lodiamo il tuo nome, Signore. Gesù, io credo in te.
Alleluia. Amen. Ed è con noi, ed è insieme a noi. La sua parola dice che non ci abbandona mai. La sua parola dice che non cambia mai. E noi crediamo in questo. Amen. Crediamo che è un Dio che non sbaglia. È un Dio che prende cura di noi e che è a controllo di tutte le cose. Alleluia. Chi è contento con questo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noi siamo in 9. Ancora uno? Basta? 10, 11, 12, 13. C'è qualcuno ancora che non è contento? Aia! Ma io invito te ad avere una presenza con Dio, ad avere un rapporto con Dio e stare ogni giorno con il Signore, e tu vedrai che sarai felice, la tua gioia sarà ancora di più. Amen. Che il vostro cuore non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Alleluia. Nella casa del Padre mio, un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita, per chi crede in me, chi dimora in me. Che il vostro cuore, cantiamo insieme, non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Nella casa del Padre mio, un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita, per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre. Chi crede in me, prodigi farà. E ciò che chiedete nel mio nome, ogni cosa che chiedete a me, per la gloria di Dio lo farò. Ciò che chiedete nel mio nome,
sono la via, sono la verità, io sono la vita per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre, chi crede in me, prodigi farà. Noi veniamo davanti a te, cercando il volto tuo, non per quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Allora mostrati, Signore, nella tua gloria e con tutto il tuo splendore. Noi siamo qui davanti a te, Signore. Noi cantiamo insieme. Noi veniamo davanti a te, cercando il volto tuo, non per quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Allora mostrati, Signore, nella tua gloria e con tutto il tuo splendore. Noi siamo qui davanti a te, noi veniamo davanti a te, cercando il volto tuo, non per quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Allora mostrati, Signore, nella tua gloria e con tutto il tuo splendore. Noi siamo qui davanti a te, Signore. E a te, ogni volto tuo, insieme. Quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Chi cerca il Signore? Mostrati, Signore, con tutta la tua gloria, Signore. La tua gloria
Signore. Cantiamo gloria, alleluia. La certezza che nell'eternità abbiamo è che noi canteremo e adoreremo il Signore. E se tu non lo sai fare, è bello che è un bene che cominci a fare, perché dovrai fare per l'eternità. Pensa, tu arrivi in cielo e il fratello là e tu facciamo le prove qua, no? Il Signore abita in mezzo all'adorazione. C'è scritto la parola del Signore. E se noi siamo qui davanti a te, Signore, Lui è qui con noi. Amen? Alleluia, alleluia. Proviamo. Lodiamo il tuo nome, Signore, ringraziamo te, oh Padre, e noi chiediamo, Signore, che tu ci insegni, oh Padre, perché noi sappiamo che anche la lode, anche l'adorazione, i ringraziamenti, Signore, vieni da te, e che noi possiamo ogni giorno, Signore, cercare la tua presenza, e che questa lode, Signore, questo amore per te, questa consegna di vite davanti al tuo altare sia che cresca ogni giorno di più nella tua Chiesa, oh Padre. Conduci, Signore, la Chiesa in adorazione. Noi chiediamo questo, Signore, proteggici, Signore, e noi chiediamo, ti lodiamo per il tuo amore, perché noi sappiamo che fai già questo per tutta la settimana, e noi siamo qui per ringraziarti, oh Padre, per celebrare il tuo nome, Signore. Signore,
Dacci, Signore, il tuo alimento spirituale, oh Padre. E noi siamo qui, Signore, ringraziando perché abbiamo questo. Possiamo stare qui insieme lodando il tuo nome e non c'è nessuno che ci porta via, non c'è nessuno che ci ammazza per questo. Noi abbiamo questa libertà per fare questa cosa e noi lodiamo il tuo nome per questo paese, Signore, che abbiamo ancora la libertà di lodare il tuo nome, Signore, di poter ascoltare la tua parola. E questo ti ringraziamo ancora tanto e tanto per questo, Signore. Signore, benedici, Signore, la parola di questa mattina, benedici Samuel. Tu possa, Signore, parlare ai nostri cuori e che questa mattina, Signore, sia fatta trasformazione di vite, Signore, che noi possiamo uscire di qui diversi di come siamo entrati qui. Lodiamo il tuo nome ancora, Signore, per sempre. In nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi. Amen, amen. Sempre un piacere poter cantare insieme ai fratelli così, con un'unica voce, poter chiamare il Signore. Abbiamo cantato tante volte di fede, abbiamo cantato tante volte di come la gioia del Signore arriva per quelli che credono. Abbiamo invocato, lo abbiamo chiamato e continueremo a parlare di fede utilizzando un episodio alquanto famoso in Giovanni capitolo 20, versetti dal 24 al 29. Giovanni capitolo 20, versetti 24 fino al versetto 29. Approfitto mentre voi cercate nelle vostre Bibbie cartacee o digitali per salutare tutti quelli che prima non ho avuto occasione di salutare. Salutiamo tutti i fratelli qui riuniti, salutiamo le persone a casa, le persone che non sono potute venire, le persone che magari ci stanno seguendo adesso, che poi ci seguiranno durante la settimana, tutte le persone che stanno lavorando, tutti i nostri fratelli che ci stanno guardando da qui, dal Friuli, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti. Salutiamo e ancora salutiamo. Giovanni capitolo 20, versetto dal 24 al 29, in cui sta scritto: ora Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Preghiamo che il Signore ci possa parlare stamattina attraverso questo testo. Padre, siamo qui riuniti nella tua presenza e ti chiediamo ancora una volta che tu possa benedire questo momento di studio della tua parola, che tu possa benedire questo momento di comunione affinché possa essere esercitata la tua volontà, affinché si possa parlare della tua volontà e affinché una volta usciti da qui possiamo seguire questa tua volontà. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire, che tu possa consolare, che tu possa aprire i nostri cuori a quello che tu ci vuoi dire personalmente a ciascuno di noi. Ti chiediamo, Padre, che tu possa fare tutto questo nel nome del tuo amato Figlio Gesù. Amen. Un episodio molto, molto famoso della Bibbia, quello di Tommaso, un discepolo del quale abbiamo davvero pochissime informazioni a riguardo. Nei Vangeli compare altre 2 volte. Entrambe le volte che compare viene citato molto velocemente, non abbiamo particolari molto profondi su quello che era la sua vita, però ci viene descritto come un uomo fedele, un uomo che seguiva Gesù, un uomo disposto a morire per Gesù. E ci sono diversi particolari molto interessanti di questo episodio così famoso. Dai versetti precedenti sappiamo che i discepoli si erano riuniti insieme a porte
chiuse, questa espressione che compare una seconda volta in questo piccolo testo. I discepoli si sono incontrati in segreto, si sono incontrati per riunirsi, sì, ma l'hanno fatto in segreto. Questi erano i giorni subito dopo la morte di Gesù. I discepoli avevano appena visto morire la persona che loro credevano fosse Dio, che fosse davvero il Messia, la persona per la quale erano disposti a morire, morto in croce come un criminale. Molti di quei discepoli che erano stati i primi ad alzarsi in piedi a dire no Gesù, non permetteremo che tu sia portato via, oppure sì Gesù, ti seguiremo fino alla morte, sono stati i primi a tirarsi indietro in quel momento. Perciò possiamo immaginare lo spirito che riempiva quella stanza, possiamo immaginare il peso che portavano nel cuore, soprattutto prima che vedessero Gesù per la prima volta. Ed è molto interessante perché la Bibbia ci specifica per ben 2 volte che è il giorno dopo il sabato. I discepoli si riunivano il giorno dopo il sabato, ossia quella che noi oggi chiamiamo la domenica, il primo giorno della settimana se utilizziamo la nomenclatura giudaica. E è molto interessante perché questo testo ci suggerisce che sin dall'inizio, sin dalla prima domenica della resurrezione di Cristo, i discepoli di comune accordo hanno deciso che quello doveva essere un giorno speciale, che quello doveva essere un giorno di ricordo, che quello doveva essere un giorno dedicato al riposo, dedicato a riunirsi insieme, dedicato alla preghiera, dedicato alla contemplazione. Ed è incoraggiante vedere i discepoli in un momento così cupo, così pesante come possiamo immaginare che stessero affrontando in quel momento, comunque decidere di riunirsi insieme. Nella psicologia umana è molto immediato l'isolamento quando ci sentiamo male. È molto facile quando abbiamo uno spirito più abbattuto decidere di ritirarci dalle nostre amicizie, ritirarci dai nostri piaceri di comunione, ritirarci da quelli che sono le nostre buone compagnie. Eppure i discepoli vanno contro natura e si riuniscono. Si riuniscono per incoraggiarsi a vicenda? Si riuniscono per confortarsi a vicenda? Si riuniscono per piangere? Si riuniscono per ridere? La Bibbia non ce lo spiega, però si riuniscono. E questo è molto molto importante. Ed è esattamente nei momenti peggiori che l'incontro con i nostri fratelli diventa più importante, che le nostre domeniche passate insieme assumono un peso molto maggiore nella nostra vita, perché ci stimola, ci incoraggia, ci conforta. E Tommaso in questo momento non partecipa. La settimana prima, quando Gesù ha fatto la sua apparizione davanti ai discepoli, i discepoli hanno potuto assaggiare la gioia che c'è nella fede cristiana. Tommaso non è lì presente in mezzo a loro. Forse non era lì perché era molto triste, forse non era lì perché aveva paura della persecuzione dei giudei, forse era lì perché si è detto meglio essere discreti in questo momento, meglio essere cauti, non riunirci pubblicamente. Forse aveva semplicemente un altro impegno, però Tommaso non era lì ed ha perso l'opportunità di vedere Gesù risorto, ha perso l'opportunità di poter vedere insieme ai suoi fratelli la gioia e la speranza cristiana, poter assaggiare con mano. In Ebrei capitolo 10, versetto 24 e 25, sta scritto: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcune sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. I discepoli arrivano gioiosi da Tommaso, che però non crede. Tommaso non crede a loro, anzi chiede una specifica prova. Non dice semplicemente, se il Signore è risorto allora me lo farà vedere. Voglio incontrare Gesù prima di poter credere alle vostre parole. No, Tommaso scende nello specifico, vuole una prova fisica, vuole qualcosa che può effettivamente toccare. Ed è alquanto bizzarro perché il testo, soprattutto all'inizio, spende qualche parola per poter dire che uno dei 12, Tommaso, il discepolo, uno dei 12 che hanno seguito Gesù gli ultimi 3 anni del suo ministero, i discepoli, quelli che hanno visto Gesù fare grandi miracoli, i discepoli, quelli che sono stati vicino
a Gesù nei suoi momenti di preghiera, i discepoli, quelli che avevano più prove in assoluto per poter dire sì, davvero Gesù è il Messia, sì, davvero Gesù è il Figlio di Dio incarnato, Tommaso, uno di quelli, non crede alle parole dei suoi compagni. Gli stessi compagni col quale ha viaggiato, gli stessi compagni col quale ha pregato, gli stessi compagni col quale magari ha commentato gli insegnamenti di Gesù. Tommaso non ci crede, non crede ai suoi fratelli. E questo è molto bizzarro perché lui più di tutti avrebbe dovuto credere ai propri fratelli, qualcuno di così vicino. Eppure Tommaso non ci crede e chiede di toccare con mano quelle specifiche ferite della crocifissione. Quelle specifiche ferite che probabilmente lì, in mezzo alla folla, Tommaso ha potuto vedere coi propri occhi. Quelle specifiche ferite che forse, non lo sappiamo, però in quel momento stavano appesantendo il suo cuore, stavano riempiendo la sua testa ancora e ancora. Dopo una settimana, i discepoli sono riuniti lì, di nuovo. Primo giorno della settimana, la domenica, i discepoli si sono riuniti e Tommaso con loro. Da notare che Gesù, prima di poter intervenire, prima di poter davvero mostrare quella che è la realtà a Tommaso, lascia passare del tempo. Ricordiamo che di nuovo gli ultimi anni del ministero di Gesù erano tempi in cui questi 12 insieme a Gesù passavano praticamente tutte le ore del giorno insieme. Eppure Gesù, dal momento della sua resurrezione, comincia ad apparire meno, comincia a lasciare spazio, comincia piano piano a svezzarli dalla sua presenza, comincia piano piano ad abituarli all'idea di un mondo senza la sua presenza fisica. Perciò dopo una settimana probabilmente cupa, probabilmente pesante per Tommaso, che ha tutti i suoi amici, tutti i suoi colleghi, le persone con le quali ha condiviso i momenti migliori, che gioiosi, wow, Gesù è davvero risorto, Gesù è venuto in mezzo a noi, Gesù ci ha parlato. E Tommaso con quel pensiero nella testa, no, è impossibile, io l'ho visto morire. No, non ci credo. Non voglio passare per un credulone, non voglio passare per qualcuno che prende la prima notizia che trova e semplicemente ci crede. No, io non ci credo. Dopo una settimana così, tutti i discepoli si riuniscono di nuovo. E voglio sottolineare questo perché Tommaso è lì, in mezzo a loro, nella riunione dei discepoli. Nonostante Tommaso non credesse alle loro parole, nonostante Tommaso in quel momento probabilmente avesse il cuore distrutto, Tommaso è lì, in mezzo a loro. Tommaso ha deciso di non abbandonare la comune adunanza, nonostante non avesse lo stesso sentimento dei suoi fratelli, in Cristo li possiamo chiamare così, nonostante non avesse quel cuore gioioso, nonostante non fosse sicuro, perfetto della propria fede, nonostante non fosse un santo, Tommaso era lì. Era lì per pregare, era lì per parlare, era lì per condividere, era lì per vivere questo momento di comunione. Ed è lì, insieme, in comunione, che arriva la redenzione. Gesù torna tra di loro portando pace. Ogni volta che Gesù appare, dopo la sua resurrezione, porta sempre la stessa espressione, pace a voi. Pace. Pace a voi che avete il cuore afflitto, a voi che siete distrutti perché mi avete visto morto. Pace, pace, perché la fede cristiana supera qualsiasi logica, supera qualsiasi comprensione. Ed è lì che noi possiamo trovare la pace. Porta pace e risponde frontalmente a Tommaso. Si gira, parla esclusivamente a Tommaso, punto per punto. Le parole di Gesù ripercorrono davvero quello che ha detto Tommaso, una dimostrazione dell'onniscienza, dell'onnipresenza di Dio, che non rimprovera apertamente Tommaso per la sua mancanza di fede, ma possiamo leggere tra le righe implicitamente una rimprensione in cui Gesù dice: è questo quello che vuoi? Allora tieni. Davvero non credi fino a quando non tocchi? Allora tieni e tocca. Gesù scende al livello di Tommaso. Gesù vede la debolezza di Tommaso e decide di scendere al suo livello per poterlo innalzare. Gesù vede la debolezza nell'animo di Tommaso. In Romani, capitolo 15, versetto 1 e 2, sta scritto: Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene,
a scopo di edificazione. Gesù, dopo aver detto a Tommaso, tocca allora, se vuoi toccare, tocca. Chiude con non essere incredulo, ma credente. Dal greco e altre traduzioni più letterali, più antiche, soprattutto italiane, riportano l'espressione non diventare un miscredente, non diventare qualcuno che non crede. Quella era la chance per Tommaso, era la sua opportunità d'oro. Gesù, risorto, glorificato, davanti a lui, gli porge le mani e in poche parole gli dice: e adesso cosa scegli? Credere o non credere? Essere cristiano o non essere cristiano? Dedicare tutta la propria vita, sacrificarsi per il Vangelo, oppure dimenticarsi di questo episodio, tornarsene a casa e diventare l'uomo che era prima? Nelle nostre vite, nelle vite anche delle persone vicino a noi, credenti e non, dobbiamo riconoscere questi momenti in cui Gesù si mostra, in cui Gesù si mostra manifesto, si manifesta nella nostra vita. Abbiamo prima cantato, no? Mostrati, mostrati, manifestati, manifestati. Signore, facci vedere, facci vedere, facci vedere. Dio ascolta, Dio esaudisce le nostre preghiere. Perciò ci sono momenti nella nostra vita in cui Dio si manifesta davanti a noi. Non abbiamo quei miracoli così grandiosi come troviamo nel Nuovo Testamento, però Dio opera nella nostra vita, Dio opera nella vita delle persone vicino a noi, ed è in quel momento che implicita arriva la domanda: ci credi? Ora che hai visto, ora che hai potuto forse neanche toccare, ma hai potuto sperimentare nella tua vita, credi tu questo? Davanti a qualsiasi testimonianza, l'invito è sempre lo stesso. Credi. Non essere incredulo, ma sì un credente. Tommaso, lì, colto nel fragante, probabilmente imbarazzato da quelle parole, probabilmente anche ripieno di gioia, perché di nuovo ricordiamo, è Gesù Cristo risorto, esclama: Signore mio e Dio mio. Tommaso dichiara pubblicamente la sua fede. Tommaso riconosce chi è Dio e chi è Gesù, proclamandolo Signore della propria vita. Tommaso ora è pienamente soddisfatto ed è certo della resurrezione. Secondo la tradizione della Chiesa primitiva, poi Tommaso andrà molto lontano, verso le Indie, per poter proclamare il nome del Vangelo e poi morire da martire. La sua lentezza, la sua caparbietà nel riconoscere, nel accettare che davvero Cristo è risorto, in qualche modo rafforza anche la nostra fede, perché ci comunica che Tommaso e anche i suoi fratelli, i discepoli, non erano dei semplici creduloni, non erano uomini capaci di fare quello che poi diventerà la narrativa, la propaganda, se così possiamo dire, dei giudei intorno a loro. Non erano uomini che sarebbero arrivati di notte al tumulo, presero a prendere il corpo di Gesù, a portarlo via, a nasconderlo per poter continuare con questa frottola. Questa era gente che ha avuto un'esperienza concreta, che aveva una testimonianza da raccontare. Queste sono persone che non avrebbero creduto al primo vento che passava, ma erano persone che erano disposte a morire perché erano sicure di quello che avevano visto, erano sicure di quello che avevano potuto sperimentare insieme. Non erano dei semplici creduloni, ma persone che volevano essere sicure. Tommaso probabilmente dentro di sé credeva anche a quello che diceva i suoi fratelli, però lui voleva essere sicuro. Lui voleva davvero poter mettere la mano nel fuoco. Una persona cauta, che ha aspettato la massima prova a disposizione prima di poter spendere e sacrificare la sua vita per questo. Infine, arriviamo a noi. Cosa possiamo imparare da Tommaso? Perché leggendo
così, questo passo così tanto famoso, è facile portarci a casa la lettura superficiale del no, noi dobbiamo credere, dobbiamo avere fede anche nei momenti difficili, dobbiamo tirare avanti come dei treni, perché sennò poi il Signore ci castiga, perché sennò poi noi perdiamo la chance di poter vivere la gioia. Certo, è una buona lettura, la lettura del dobbiamo avere fede, punto. È un buon messaggio da portare a casa. Però trovo che sia un messaggio che perde di quella proprietà particolare che è il Vangelo. Perché quando riduciamo la nostra filosofia cristiana, quando riduciamo la nostra teologia a una semplice lista della spesa, a un semplice questo è quello che devi fare, i fare e non fare, perdiamo il gusto che è davvero il Vangelo. Perché dobbiamo sempre ricordarci che il Vangelo è la buona notizia, è una notizia di liberazione. È una notizia che dovrebbe portare conforto a quelli che ne hanno bisogno. Conforto nelle nostre vite, conforto nelle vite dei nostri fratelli. Perciò possiamo vedere, quando siamo più vulnerabili, quando siamo più tristi, quando siamo più scoraggiati, afflitti, è lì che la nostra costanza vale molto di più dell'entusiasmo, di quel sì entusiasta che abbiamo dato nei nostri momenti più alti della nostra vita. Vita cristiana è piena di momenti molto molto buoni, momenti in cui ci sentiamo in comunione con Dio, va tutto bene nella vita con i nostri fratelli, va tutto bene in famiglia, lavoro, ci sentiamo bene e diciamo sì Signore, io ti credo, sì Signore, sono qui disposto a lodarti, a celebrarti, sono qui, sono un tuo servo, usami. E questo è molto buono e dobbiamo sì assolutamente continuare a farlo. Però quando invece la vita comincia ad essere più dura, quando cominciano ad abbattersi le difficoltà, quando non sentiamo più così tanto chiaramente la voce di Dio, lì in quel momento in cui siamo davvero nel nostro minimo, che la costanza vale. Che quella costanza vale molto più di qualsiasi entusiasmo, di qualsiasi sì che abbiamo dato nei nostri momenti positivi. La costanza di dire, ok, mi sento male, sono afflitto, sono deluso magari da un comportamento di un fratello, ho il cuore pesante perché la mia situazione a casa non sta andando bene, ma continuo, ma persevero, ma vado in chiesa, ma lodo, ma leggo la parola, ma continuo a cercare il Signore. Tommaso ha dubitato, probabilmente ha sofferto molto, ha sentito la propria speranza svanire davanti ai suoi occhi. Magari Tommaso voleva rinunciare a tutto quello che aveva visto durante i suoi anni in compagnia di Gesù, non voleva credere. Però Tommaso ha continuato a riunirsi con i suoi fratelli, però Tommaso ha continuato lì, in mezzo a loro, ha cercato, ha chiamato, ha sfidato Dio affinché si facesse vedere. Certo, non magari nei modi più appropriati, però Tommaso nel bene o nel male ha cercato Dio. Tommaso ha detto, io voglio vedere perché voglio credere. Tommaso ha continuato, Tommaso ha perseverato, nonostante in quel momento non sentisse la fede, nonostante in quel momento non ci credesse, nonostante in quel momento si sentisse abbattuto, lui è andato. Si è riunito con i fratelli affinché lui personalmente potesse avere un'esperienza con i suoi fratelli. Martin Lutero ha parlato molto spesso su quella che è la solitudine nelle persone, la solitudine nella vita del credente, e scrive: si commettono molti più e più gravi peccati quando le persone sono sole che quando vivono in compagnia. Quando Eva nel paradiso passeggiava da sola, il diavolo la ingannò. Nei luoghi solitari si commettono omicidi, rapine, adulteri e altri peccati perché nella solitudine il diavolo trova spazio e occasione per sviare gli uomini. Chi invece vive in una compagnia onesta si vergogna di peccare, o almeno non ne ha l'occasione. Inoltre Cristo ha promesso: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Dio ha creato l'uomo per la comunione, non per la solitudine.
E in un altro dei suoi scritti scrive, queste due citazioni sono piaciute particolarmente: nessuno dovrebbe affrontare Satana da solo. Per questo sono stati istituiti la Chiesa e il ministero della parola, perché un cristiano possa aiutare l'altro e sostenerlo. Come abbiamo letto prima in Romani, andare incontro alle debolezze dei nostri fratelli per edificare, per poter costruire insieme. Dopo aver dubitato però, Tommaso crede. Gesù è Dio, non un uomo fatto da Dio, non una parte di Dio, bensì Gesù è Dio. Come tale, Lui è il nostro mediatore, Lui è il nostro unico Signore e Salvatore. La vita cristiana parte da questa accettazione dei fatti, da questa pubblica dichiarazione. Davvero, Gesù è Dio. Dichiariamo e accettiamo che Gesù è Dio, che Gesù è il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro mediatore, non solo davanti ai nostri fratelli più intimi, bensì davanti a Dio in persona. Ho letto all'inizio Salmi capitolo 16, versetto 2. Ho detto al Signore, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Tommaso ci mostra l'importanza di non solo credere, non solo essere certi, ma poterlo dire. Lì in mezzo ai suoi fratelli, certo, ma davanti a Gesù Cristo in persona, poter puntare il dito e poter dire: tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore. Infine arriva il versetto 29, quello più famoso, quello che magari ci tocca di più. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ed è molto tenero perché Gesù riconosce Tommaso come uno dei suoi. Gesù riconosce Tommaso come uno della squadra. Come, sì, certo, ci hai messo un po' di tempo. Sì, certo, fino a 2 secondi fa non ci credevi. Per oggi tu sei qui e sei con me. I credenti sinceri, non importa quanto lenti o quanto in ritardo, non importa se hanno passato gli ultimi 30 anni della loro vita fuori dalla presenza di Dio, i credenti sinceri saranno benignamente accettati da Cristo, con amore, con perdono. Coloro che hanno resistito a lungo, se alla fine cedono, se arrivano a questo momento chiave del Signore mio Dio, Signore mio e Dio mio, troveranno Gesù pronto ad accogliere con le braccia aperte. Non importa quanto pesante questa distanza che prima c'era fra il credente e Cristo. Non importa quanto a fondo la vita possa essere caduta. Non importa che hai ricevuto 3 anni di testimonianza, di prove che Gesù è davvero Dio, hai un momento in cui cedi. Non importa, il momento in cui il credente ritorna da Cristo, Cristo è lì, pronto ad abbracciarlo a braccia aperte. Infine, la parte migliore, quella che troviamo possa toccare di più la nostra vita, quella che troviamo sia riservata a noi, perché sappiamo che gli oggetti della fede sono invisibili, come possiamo trovare in Ebrei capitolo 11, ma i motivi della fede, i miracoli di Cristo, la presenza fisica di Cristo, tutto questo noi non abbiamo potuto vederlo, non abbiamo potuto sperimentarlo. Ebbene, beati quelli che si impegnano così, con la mancanza di queste prove fisiche, a credere. Beati quelli che si rimettono totalmente nelle mani di Dio. Beate quelle persone che, nonostante non abbiano potuto toccare Gesù, vedere i suoi miracoli, arrivano davanti a Dio e dicono: io ci credo. Beati quelle persone che non si affidano alla carne e al sangue. Matteo capitolo 16 versetto 17: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Beati quelle persone che non si fermano alla soluzione semplice, alla soluzione immediata, ma quelle persone che si adoperano per la verità, quelle persone che si adoperano per poter davvero credere con tutte le loro forze, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente. Beati quelli che così facendo permettono a una manifestazione ancora più grande della gloria del Padre. Perché
noi con la nostra fede stiamo dichiarando che non abbiamo bisogno di vedere fisicamente Gesù, che ci basta la gloria che possiamo assaggiare tutti i giorni della nostra vita, tutti i beni e la bontà che noi possiamo ricevere nella nostra vita. Perciò cosa possiamo portare a casa nel complesso da tutta questa vicenda, da questo testo? La pace e la serenità data da Gesù, che capisce perfettamente le nostre difficoltà. La pace e la sincerità nel momento del dubbio, nel momento del senso di colpa, nel momento della lontananza. La benedizione per la nostra fede, la benedizione, Gesù ci benedisce per la nostra fede ed è sempre disposto a riabbracciarci quando ci facciamo sommergere dai dubbi. Perché i dubbi vengono. Sarebbe bello poter, io personalmente, essere qui davanti e poter dire io non ho mai dubitato neanche un singolo secondo di Cristo, però i dubbi vengono. Nella vita cristiana arrivano. Dove sei, Dio? Dio, mi hai detto, mi hai promesso tante belle cose, però io adesso sono qui, nel fango. Dove sei? Dove sono le tue benedizioni? Questi e molti altri dubbi. E sia chiaro, ci sono alcuni dubbi che sono molto preziosi. Ci sono alcuni dubbi che fanno molto bene perché ci permettono di testare il nostro rapporto con Dio. Ci permettono di testare le nostre fondamenta. Ma sarà che è vero quello che ho sentito stamattina in chiesa? Ma sarà che davvero in Romani c'è scritto quello che il predicatore ha letto in quel momento e non se l'ha inventato? Questi sono buoni dubbi perché ci spingono a cercare, ci spingono a informarci, ci spingono a leggere, ci spingono a studiare, testare le nostre fondamenta. Ci sono poi quei dubbi distruttivi, quei dubbi che non ci fanno credere ai nostri fratelli, quei dubbi che ci spingono a sfidare Dio in persona, quei dubbi che ci spingono a dire cose come quelle che Tommaso ha detto. Fino a quando io non tocco, fino a quando non metto il mio dito nelle sue ferite, io non ci credo. È una sfida contro Dio, che, sottolineo, non c'era nessun bisogno. Perché Tommaso non aveva l'autorità per poter dire a Dio, se non fai questa specifica cosa io non ci credo. Signore, se tu esisti, adesso dovrebbe cadere quel microfono. Finché quel microfono non cade io non credo. Non abbiamo nessuna autorità per poter dire una cosa del genere. E Gesù non aveva nessun bisogno di scendere e di compiacere così Tommaso. Eppure Gesù l'ha fatto. In tutti questi casi, in qualsiasi caso, l'invito è chiaro. Resistere e non desistere. Continuare a cercare, continuare a pregare, a vedere, a lodare, a cantare e poter così insieme ai fratelli, nella comune adunanza, nella comunione, poter vedere, poter sperimentare la gioia, la grazia, la pace che abbiamo in Gesù. Abbiamo cantato più volte, mostrati, mostrati Signore. La ricerca, possiamo farlo, dobbiamo continuare a farlo, anche quando il momento è buio, specificatamente quando il momento è buio, quando non crediamo, continuiamo a cercare il Signore. Ed è su queste note che voglio invitare il gruppo di Lode qua davanti e vi invito ad alzarvi in piedi per poter pregare insieme come comunità e poter rinnovare questa fede, questa fiducia che abbiamo sì già dichiarato nel momento del nostro battesimo, ma tutti i giorni della nostra vita, di nuovo, poter arrivare davanti a Dio in persona e poter dire tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore Salvatore. Perciò preghiamo, invito a chiudere i vostri occhi, o lasciare qualche momento di preghiera individuale per poi concludere. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che sei. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai nelle nostre vite, per tutte le volte che ci hai assecondato, tutte le volte che
sei stato vicino a noi anche mentre non ti sentivamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa possibilità che abbiamo di riunirci insieme ai fratelli. Ti ringraziamo per la tua grande famiglia che ci permette di partecipare non solo le domeniche, non solo i sabati, ma tutti i giorni della nostra vita. Ti ringraziamo, Padre, perché riconosciamo che tutto questo è possibile solo grazie a te, solo per merito tuo. Ti ringraziamo, Padre, per le benedizioni, per il bene che fai nelle nostre vite, nelle vite dei nostri fratelli. E ti ringraziamo, Padre, perché anche quando dubitiamo, anche quando ci allontaniamo da te, tu sei sempre pronto ad accoglierci di nuovo nella tua presenza. Ti chiediamo, Padre, in questo momento che tu possa confortare il cuore degli afflitti, che tu possa, Padre, essere vicino a tutte quelle persone che come Tommaso hanno perso le speranze, a tutte quelle persone che come Tommaso vogliono vederti, che ti stanno cercando. Ti preghiamo, Signore, insieme, perché sappiamo che le nostre preghiere hanno effetto su di te. Ti preghiamo, Padre, mostrati non solo a noi, ma mostrati ai nostri fratelli, mostrati alle nostre famiglie, mostrati ai nostri colleghi, fatti vedere, permetti, Padre, a tutti questa opportunità di poter dire Signore mio e Dio mio. Ti chiediamo, Padre, che tu possa aiutarci in tutti i momenti, sia di debolezza come non, che tu possa sempre aver pazienza con noi nei nostri momenti di mancanza di fede, che tu possa benedirci. Ci aggrappiamo, Padre, alle benedizioni che tu ci dai, perché noi crediamo, noi vogliamo credere, nonostante non ti abbiamo visto di persona, Padre. Ci vogliamo aggrappare a questa benedizione e ti ringraziamo per le beatitudini che ci dai attraverso la tua opera, attraverso la tua Santa Chiesa. Padre, ti chiediamo perdono per quei momenti in cui abbiamo dubitato. Ti chiediamo perdono, riconosciamo, Padre, che ci siamo allontanati da te, che abbiamo peccato, che non abbiamo creduto ai fratelli, che ci siamo isolati. E accettiamo, Padre, la tua infinita misericordia per poter stare di nuovo insieme con i nostri fratelli, sperimentando la gioia, la pace e la grazia che abbiamo nella tua presenza. Tutto questo dichiariamo, tutto questo ti ringraziamo, tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome del tuo amato Figlio Gesù, oggi e sempre. Amen. Amen. E noi abbiamo adesso opportunità di consegnare le nostre decime, le nostre offerte e le nostre vite davanti all'altare del Signore. Amen. Lo diamo a Adonai. Con gioia. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai
Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, per questo giorno. Ti ringraziamo, Signore, per questa celebrazione, Pai, per il culto, Signore, consegnato a te. Signore, possa tu benedire le famiglie, Signore, il nostro lavoro, le nostre provvigioni, Signore, quello che tu ci dai ogni giorno, che non possa mai mancare niente. Noi confidiamo in te e sappiamo che tu sei nel controllo di tutte le cose, oh Padre. Per questo ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu prendi cura di noi. Lodiamo, Signore, il tuo nome ancora e portaci, Signore, nelle nostre case sotto la tua protezione, Signore, e che sia una settimana di benedizione, oh Padre. In nome di Gesù ti lodiamo e ti ringraziamo ancora. Amen e amen. Amen, potete sedervi, potete accomodarvi, vi rubo solo qualche minuto in più per i nostri annunci, per i nostri avvisi. C'è? Sì? No? Abbiamo come sempre lì all'entrata, venendo subito prima della porta a destra, il cestino per la nostra raccolta, per la nostra offerta solidale. Se avete dubbi in particolare a cosa potete dare, cosa non potete dare, ci sono dei responsabili, ci sono delle persone incaricate che vi possono dire, che vi possono specificare in particolare i bisogni magari di questo periodo. Abbiamo il nostro convegno degli uomini ad ottobre di quest'anno, perciò alla Peschiera del Garda, credo sia sempre lo stesso posto che già conosciamo come Chiesa Sì per i nostri incontri e convegni, credo di sì, credo sia sempre quello. Mi raccomando la partecipazione di tutti gli uomini della nostra Chiesa dal 23 al 25 ottobre. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi lì al numero o comunque chiedere a una qualsiasi delle nostre coppie che poi vi saprà indicare meglio a chi potete chiedere più informazioni. Abbiamo domenica prossima, il 26, un incontro per i giovani della nostra Chiesa. Passeremo il nostro pomeriggio al lago di Santa Croce. Per chi non lo conoscesse, può chiedere a uno qualsiasi dei nostri giovani, possiamo trovarci, scambiarci indicazioni. Chi ha bisogno di passaggi, adolescenti, mi raccomando, per i passaggi non esitate a mostrarvi, manifestarvi nel gruppo, in modo da poterci organizzare, poter formare delle macchinate che da qui, subito dopo il culto, possono partire per poter pranzare insieme, per poter passare in generale del buon tempo di comunione. Mi sto dimenticando di qualcosa? No? Non credo? Mi sto dimenticando di qualcosa? Chiedo approvazione da parte dei presenti. L'evento del 17 ottobre a cui la nostra Chiesa sta partecipando nell'organizzazione, avremo un evento, poi arriveranno ovviamente più informazioni, ma il 17 ottobre un evento davvero molto speciale che riunirà diverse chiese qui nel circondario e qua a Treviso avremo un evento di evangelizzazione, un momento davvero speciale in cui in uno spazio pubblico potremo proclamare apertamente quello che è il nostro Signore Salvatore e poter portare così la nostra testimonianza a tutte le anime bisognose. Perciò chiedo alla Chiesa, alla famiglia di Dio di poter pregare per questo evento affinché possiamo arrivare lì pronti, possiamo arrivare lì forti e possiamo davvero dare il nostro meglio per poter avanzare così il regno di Dio. Detto questo, credo di aver toccato tutto, perciò vi invito ad alzarvi in piedi. Vorrei chiudere con una preghiera. Carissimi saluti a tutti voi, a tutti i presenti, saluti delle persone che non sono potute oggi venire come Tommaso nel testo, ma che sono sicuro che dopo stamattina verranno domenica prossima come Tommaso nel testo e preghiamo insieme per concludere il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questa domenica, ti ringraziamo per questa splendida giornata, ti ringraziamo per le nostre famiglie e ti ringraziamo per la tua Chiesa. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire la nostra comunione, che tu possa benedire i nostri ritorni a casa e che tu ci possa accompagnare sia nei momenti buoni come nei momenti difficili, che tu possa aiutarci, Padre, a rafforzare la nostra fede e a tenerla salda contro le insidie del nemico. Tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Buona domenica, Dio vi benedica.